God Save the Wine è finalmente l'estate con questo tiepida arietta da 40 gradi, ma non ci importa, siamo al Forte Belvedere, sembra di essere Castiglione della Pescaia. Mi ha servito un rosé, sempre più di moda o sono qui per restare? Sempre più di moda, è una tipologia, il rosé, che sta prendendo veramente piede, sta diventando abbastanza trasversale nei consumi, fresco, piacevole, si abbina bene con diversi cibi, per cui per esempio quest'anno vedo che stanno andando molto, sarà banale, ma con la vecchia frittura di pesce o anche con una buona grigliata è sempre più in uso questa tipologia. Ecco, una tipologia, soprattutto questo qui fatto da Grenache in purezza, vero? Sarebbe l'Alicante. Esatto, è un Alicante in purezza, è proprio un progetto di 12 anni fa, è stato impiantato all'Alicante proprio con l'intento di fare il rosé, quindi non è stato un cambiamento di percorso. E siamo molto soddisfatti di quello che sta succedendo. All'inizio era un po' avventuroso sia nel colore che nei sapori, devo dire che oggi si sta avendo una bella dimensione. Tra l'altro è come un rosato da uomini, diciamo, no? Non vergognatevi, perché questo è veramente un rosato sapido, croccante, non solo modaiolo, dice qualcosa e lo dice bene, giusto? Sì, io infatti lo spiego sempre dicendo che questo è un vino rosato, sembra banale, ma ecco, perché purtroppo spesso si ha l'idea quasi di uno sciroppo, qualcosa da servire con l'ombrellino da cocktail, invece ci si pasteggia bene. Sotto l'ombrellone e senza ombrellino. Cosa